E Virgin con quest calare l'incipit di Mai Sarajevo restina sempre cui FLK e doprin quest talk perché un fevelin di un macializzi. In verità quest non è un talk drammatico ma ben una commedia che podeis l'avvio di Usgnot al Teatro Pasolini di Sarvignan perché Usgnot sarà l'ultimo appuntamento dal mese di aprile dopo il tour al Rheindenant in tal mese di mai ai 5 ai 6 ai 7 al Teatro Comunale di Cormons Macializzi il dio del massacro che è una produzione CSS in collaborazione con la Arlef. Macializzi è il titolo furlan de commedie Le Dieu du Carnage di Dulac e Roman Polanski e la diava fuori il cine Carnage. La commedia conta il confronto squintri tra dos fameis in un contesto borghese e chi in aviodi anche queste squintri esplosive ma anche il paradosso dopo con ironie anche altri tematichis più autentichis e profondis. Il Tinel di là che si da Welch tutte queste azioni al ven ricreate in tune stiaipule di veri e gli attori che sono in scene sono Fabiano Fantini, Rita Maffei, Massimo Somaglino e Aida Tagliente. Questo spettacolo che è miec par tagliano e miec par furlan du cas non sarebbe stato possibile senza l'intervento dai traduttori, ovin William Cisilino che lo conosciamo già, direttore de agenzie regionali Pelenghe Furlane, ma ovin anche Michele Calegaris che è un operatore in tal sportel regionale proprio Pelenghe Furlane che ovin in collegamento con no altri perché ovin proprio gusto di cognossi c'è mut che ha nasciuto questo progetto ma dopo ovin anche c'è tanti altri robis di fevelà insieme. Buondì Michele. Buondì mandi a tutti gli ascoltatori. Dunque, continuus, c'è molto stato volta questo test? Beh, insomma, è stata un'esperienza sicura interessante, nuova, e per me sicura è stato un momento di crescita professionale e anche perché, io per misteri, insomma, mi piace ogni dia a se fa traduzione. Ma in questa forma c'è un spettacolo teatrale di un testo, una vora conosciuto, reinterpretato per poter essere presentato anche in lingua furlana, perché non è dome in lingua furlana, adesso sì, secondo me viene esaltato anche a questo spettacolo che il pubblico la ravvia di questa metodo in scena sicuramente speri che apprezzeranno, ecco. Ma ascolta, la lingua di partenza di lì che avessi voltato il test era l'italiano? Allora avevi il test sia di par francese che par italiano e dove si singhiudasse un po' con quelle che l'altri, ecco. E l'intento, come che tu hai detto, il spettacolo è un po' no? È un po' per italiano, un po' per furlan, perché stanno che i protagonisti sono due cubi di genitori che non si conoscono, ma che hanno diverse fa una con che altra, perché è successo un incidente tra i due figli. A partire in italiano, come che tanti furlans che non si conoscono danno per scontato che l'altro non si vede per furlan, no? Dunque si attacca per italiano e dopo plan cut, intanto che si colla dentro in questo gork di matetat, si può dire, al salta fuori il vero animo, il vero spirito dai protagonisti e dunque salta fuori il furlan. Sempre di più e dopo diventa il paron da scena man che si vende avanti con la narrazione, ecco. Dunque la lingua furlana è tanto che lingua de verità. Lo ricordino che questo spettacolo è stato portato in scena per la prima volta in edizione dal Mittelfest e ti domandi, veduto che sono stati ormai diversi rappresentazioni a tor per tutto il Friuli, qual è stata l'impressione di banda dal pubblico?
Ma per il momento è stata una buona preseata, anche perché è mettuta in scena in questa maniera una buona particolare, nel senso che il pubblico è attore di questa quari, di questa sciaipole, si può dire, tutta a su 4 las, e a c'è dentro di questo inel come veramente spions, no? Che hanno dentro appunto da club di una porta dentro in una situazione privata, no? Dove che sono con genitori che avevano dei figli e che si squintri, no? E io veramente ho invidia a approfittare di questo spettacolo, perché è sicuro che si visaresta perché le parliamo in particolare, non come per l'aspetto linguistico, ma anche se avete veduto magari qualche altra versione o il cine di Polanski, insomma è veramente agdignoso, ecco. Allora, riguardando l'invito per Usgnota il 21 di aprile in tal Teatro Pasolini di Sarvignan, dopo saranno altre occasioni via Palmes di Mai, dai 5 ai 7 di Mai, al Teatro Comunale di Cormons. Michele, tu sei da ora di diversi altri progetti di traduzione, secondo te c'è potenzialità hai la lingua furlana rispetto alla lingua di partenza che faceis la traduzione? Intanto le dico che non ha nessun handicap, ecco, il furlan è un strumento buono per rendere tutte queste situazioni, non come artistiche, ma anche scientifiche, insomma, tecniche, insomma, è un strumento compagno di tutte queste altre lingue del mondo, alla fine, no? Che si può doprare per esempio anche per i cartoni animati? Sì, per esempio magari gli ascoltatori avranno avuto occasione magari di vedere qualche produzione per Furlan di cartoni animati, dagli ultimi anni sono venuti fuori tante serie nuove, voltate sempre da Arle, sedi su Telefriuli e magari sulla Rai regionale, oppure anzi quella sul sito di Arle o sul canale YouTube di Arle per di Robin Orasi, l'Inuit, Tuie, come devo voltare una nuova produzione che non poi sentiamo dei nomi, ma insomma sì, dopo il Furlan da cui Frus fai vedere produzioni nuove che in quasi tutti i casi è un prodotto nuovo che è come per Furlan, no? Nel senso che magari è un prodotto forest, ma in Italia esiste come in lingua furlana. E dunque il frutto è anche invogliato perché le di nuovo non è una produzione che sa all'avio dur per italiano e ormai per di tornare a vedere per Furlan, no? Ma è esatto che è successo. Invece vi ho di nuovo che esiste come per Furlan sicuro attendresti di più gli antenni, no? Ti sticce, o diseresti anche che questa è una scelta, un lavoro interessante. Ma Michele, tu in più di essere operatore e traduttore, tu sei anche maestro dei corsi di Furlan dalla Società Filologica Furlane e quindi più tu sei anche un mataran de rete, perché a me mi piace ricordare che tu sei stata anche uno dei protagonisti di una delle puntate di queste serie, potresti inclamare, no? Sul canale Ecolinguist, un lavoro particolare lì che tu rappresentavi la lingua furlane, ad dunque un altri 3 fantaz che avevamo in spagnolo, ma una arrivava dal Messico, una dall'Uruguay e una dalla Spagna, e lì avevi di capirsi fra di altri. Anche questo è stato un esperimento, un lavoro interessante. Continua di più. Sì, è questo canale su YouTube che si chiama Ecolinguist, che è di un fantasma polacco che sta in Scozia, e che al mette insieme favelans di lingue differenti per vedere a livello di intercomprensione che è, no? E ha fatto tanti esperimenti, non come con lingue romaniche o lingue grandi d'Europa come l'inglese, il spagnolo, il francese, ma l'hanno mettuto anche lingue manco il favelans, e il Furlan lo ha buttato dentro in questa arena con un 3 fantasma appunto ispanofoni, no?
è chiaro che loro avevano di capire me, avevano di capire 5 parole che avevi CLTO, e io avevo di spiegarli, di far capire di sé che stai favelando, dopo dove è il Furlan. E nessuno dei tre aveva mai sentito una parola di Furlan. Però chiaro che so dal spagnolo e dal latino il latino, dunque un minimo di fondo di comprensione è, però dopo le lingue delle due sono tanto differenti, dunque io non avevo quasi nessun fastidio a capire perché insomma il spagnolo è un lavoro facile, no? Anche se non lo vai mai studiato seriamente. Loro invece insomma vuol dire spudare un po' di balenza, ecco. per capire, ma le view for rugby veramente simpatiche. Sì, alle per da buono una puntata di lavoro e ninine convidini ascoltatori e le ascoltatori alla viodi, basta che l'Ais Ciri che Google Eyes, c'è molto voltino Google Eyes, Michele. No, si può dire, no? Googla, no? Insomma, l'hai Ciri, ecolinguist, potete smetti Caligaris, il cognome di Michele, o ben Friulian, e sven fuori queste puntate che Michele al tire fuori c'aveva 3-4 paraulis e i nostri i ospiti dalla puntata ci arrivano di indovinare, no, Michele? Mm-hmm. Sì, una di queste parole, che prima di questa intervista tu avevi smesso di FLK, allora Pissighet. E lei la vigno fuori di tutto e di più. Sì. Basta che sto restando al canale, mi aveva detto non sta a tirare fuori parole massa scontati come Zang, Zat, robe semplici, basta che Clara lei che se è massa facile distribuire in 2 minuti, no? Invece vedo che sono lenghe su una vora d'onza, tormenti un po', no? Allora si è dato a tirare fuori parole un po' più fatturosi di capire a puesta. E tra di che, vi ho detto che tutta al giro, tutta al torno, vi ho detto che vin favelato di Maccializzi e dalla Schiaipule che sono dentro i protagonisti, tu avevi anche la parola Schiaipule, dunque l'aita viodi che così o scoviargese c'è mucche lade coi spagnoli. Ascolta Michele, perché tu non puoi dismettere di disi che tu sei anche un lavoro attento alla lingua, al territorio e anche alla politica, no? Perché insomma tu il tuo parere, tu lo dici sempre c'è paura di noi e proprio te dire è un tic, no, che non sa far venire un po' mal di stomaco perché queste gnove dalla BCC di Staranzan e Villes che in curte cambierà denominazione, diventerà la BCC della Venezia Giulia. Non sconti tu un altro di poi? Sì, non è un fatto sicuro. Però mi vedo da forse i giornali che sta nuova che la prossima assemblea dei soci di questo istituto di credito che si terrà il 7 di maggio a Dobbia è arrivata anche la proposta di qualcuno di cambi di sede legale, di portare la sede di Staranzan a Trieste e di cambiare anche la denominazione sociale come detto, di BCC di Staranzan e Villesse a BCC della Venezia Giulia. Allora a me questa roba che mi ha associato in particolare perché io il mio concorrendo è a lei no? Intanto e dopo anche perché hai una filiale davanti a casa, no? A Romanzo e vedi insomma questo istituto che ha una storia pardabon importante non dal punto di vista solidaristico, ma per storia dal Friuli e dal Friuli orientale in particolare, perché l'aliena sud come cassa rurale. Il Lisuntin, Michele, no? Il Lisuntin. Allora, se no, gli Lisuntin che sono donde da Ledros, sono le Dros. Le Dros. Boh. E allora, mi sono attivato per far sapere che questa novità se vorrei di passare sicuro che non è accettata passivamente di tutti al manco, no, io non sono socio di banche però sono correntista, dunque l'unico potere che hai è che di davare i miei concorrenti lì e allora io ho scritto una mail che dopo è pubblicata sul mio profilo Facebook dove che faccio sapere che scambi di non
il Friuli orientale sicuro non è che venga accettato con piacere, perché magari così no, dai ultimi signs si sia di cambiare nome e dunque anche l'identità, perché non viene di crodi che il non al sé di nome così anche di esteriore, ma i nomi in generale rappresentano il contenuto, no? E dunque tante istituzioni che hanno, se fa col Gurisan, hanno cambiato denominazione e sono passati in qualche decennio in lavoro per esempio, c'è l'esempio del CAFO, no? Che era consorzio di acquedotti del Friuli orientale, mi pare acquedotti, non mi dico. E come è diventato consorzio di bonifica della Venezia Giulia, che arriva fino a Prepotto praticamente, anche Prepotto all'ente Venezia Giulia parlò. E dopo dopo viene la Camera di Commercio, Venezia Giulia, e viene nata. Allora come anche i banci si passano di là, no? E allora insomma sta meglio che hai che tal caso che vedi di passare questa proposta, io sicuro cambierai istituto di credito e inviterai tutti che conosci a fare anche loro questa scelta, no? Bravo Michele, bravo Michele. Che non vedi di capità, però sai, par sicuro che anche qualcuno che lavora dentro in questo istituto sicuro non è contento di questo fatto e approfitti di onde furlane per far sapere insomma che non vendi accettare sempre tutto passivamente, come che diceva Frecheco, non viene di vapore, di coraggio, no? Allora non va bene sempre buon no, per sé, insomma, quindi di farsi sentire e di doprare strumenti che vengono, perché il scandalo è un strumento che è importante perché io non so i miliardari, non so che poi fa questa sedan, però la tua voce, gli ascoltatori e le ascoltatori l'hanno sentita, mi raccomando tignite battute, perché se di no salte fuori un maccializzi, giusto per tornare, no? In tal principio di trasmissione. E allora Michele ti ringrazio per da buon per essere stato con noi altri e perché stai bene fevelade. Grazie a voi. Maman. A tora, a Torseon con onde furlane.